Bentrovati. Molti italiani ritengono gli zingari il male assoluto. Alcuni vorrebbero far fuoco ai loro campi, molti vorrebbero spazzarli via con le ruspe, altri vorrebbero accendere per loro i forni crematori stile Auschwitz. Insomma, siamo in pieno delirio razzista, stile Ku Klux Klan. E questo è il risultato di una campagna d'odio infarcita di falsità clamorose che ingannano i cittadini. E allora vediamo di mettere qualche punto fermo, con numeri ufficiali su questo fenomeno, tratti da una ricerca dei radicali di Roma dell'associazione È Possibile, da una commissione del Senato. Quando vi dicono che siamo pieni di zingari, vi dicono il falso. La popolazione dei Rom, Sinti e camminanti in Europa sono 10 milioni, pari al 2%, dei quali 170.000 vivono in Italia, lo 0,28% circa della popolazione complessiva, una delle percentuali più basse in Europa. Oltre il 50% sono di cittadinanza italiana, mentre gli altri provengono da paesi dell'Unione Europea. Per cui quando un politicante tuona che si devono cacciare nei loro paesi di origine, vi stanno prendendo in giro, perché sono italiani o comunque non possono essere espulsi. Si dice poi che sono nomadi, anche questo è falso, solo il 2-3% si sposta sul territorio, tant'è che l'Ocse ha invitato l'Italia a non nominarli più con la parola nomadi. Circa 35.000 abitano nei campi e quindi 4 su 5 vivono in una casa come tutti noi. E poi è falso che tutti i Rom rubino abitualmente come fosse una loro vocazione innata. Ma se, come sappiamo, una grande o piccola parte di loro si dedica al furto, gli altri andrebbero sostenuti e accompagnati in un percorso verso la legalità, attraverso la scuola, la formazione e il lavoro, come tutte le persone che vivono ai margini della società. Si dice che gli zingari non vogliono lavorare, anche questo è falso, il 40% lavora, ovviamente quando li fanno lavorare e se hanno una qualifica. Negli altri paesi dell'Unione Europea la media è del 60%. Si tratta quindi di valorizzare la loro capacità, le loro competenze e favorire la formazione professionale. Altra domanda, perché dobbiamo spendere soldi per fare politiche inclusive con la crisi che c'è? Purtroppo i soldi li spendiamo già e tanti. Ad esempio a Roma, dove nei campi vivono circa 8.000 persone, di cui la metà bambini, nel 2013 il Comune ha speso ben 24 milioni di euro. Basterebbe quindi riconvertire le risorse impiegate finora in progetti di inclusione abitativa e sociale per portare queste famiglie verso un'indipendenza economica a beneficio della comunità rom, ma anche di tutti. Ma mi rendo conto che chi abita vicino a un campo rom e questi entrano nella sua casa a rubare, di questi dati non gliene frega nulla, ma queste ruberie continueranno finché le cose rimarranno così. Sicuramente ad alcuni conviene che rimanga lo status quo, perché è lo strumento migliore per raccogliere voti, cavalcando le paure della gente e allo stesso tempo spartirsi milioni e milioni di euro sulle loro spalle. Il business perfetto. Un'ultima notazione la devo fare su un fatto che trovo stupefacente. Ecco la dichiarazione di Matteo Salvini, che ha rilasciato a margine dell'incontro con i giovani della Confindustria Santa Margherita Ligure sulla questione Rom. Per il futuro dell'Italia il problema dei Rom è in fondo, ma proprio in fondo alla scaletta delle emergenze. E così, dopo aver fatto l'ultima campagna elettorale tutta impostata contro gli immigranti, contro gli zingari, indicandoli come il principale problema del paese, indossando spesso la ridicola felpa della ruspa, ora che le elezioni regionali sono passate cambia musica, di un cinismo raccapricciante. Ci vediamo giovedì prossimo.